Tutto inizia con Attila, la storia di Udine. Ci troviamo con Manuele Vidi, ciao, che esporrà sabato e domenica al Bearzi una delle più belle opere, ne scopriremo altre 60, sicuramente insomma, anche più belle, per le collezioni Lego al Bearzi. Allora, tutto inizia con Attila, ci puoi spiegare un po' la tua opera? Allora, io qua ho voluto rappresentare la storia di Udine nei suoi 1000 anni. Tutto parte con la leggenda del Colle, che avviene un po' prima dei 1000 anni, e la sua costruzione voluta dal dittatore, insomma, degli Uni per vedere Aquileia bruciare da lontano, insomma. Poi continuiamo abbiamo il primo attestato che nomina Udine, che è dato da Ottone II al patriarca di Aquileia, che è datato 983. Qua abbiamo la prima cerchia muraria di Udine col colle, e sul colle, per intenderci questa qui è via Sottomonte, è un primo nucleo abitato. Qua abbiamo Porta San Bartolomeo, oggi Porta Manin, con l'esercito della Patria del Friuli, con in testa il patriarca Bertrando. Quindi qua ci saranno due storie, la porta e anche tutta la storia sulla Patria del Friuli. Qui abbiamo Luigi e Lucina, che sono i veri Giulietta e Romeo, 1511. Qui abbiamo sempre, praticamente il giorno dopo che sono riconosciuti, la Zobbia Grassa, la più grossa rivolta del Rinascimento italiano. I forconi di una volta. I forconi di una volta. Qui abbiamo Giovanni da Udine. Qui Pietro Savorgnan, che risale il Congo e esplora il Centro Africa. Sì, a lui si deve Brazzaville, poi la capitale. Abbiamo il tram a cavalli di Udine, con i primi sponsor sulle tettoie. Ci avviciniamo quasi ai giorni nostri, sì, no? Il Malignani, con diciamo un riassunto della centrale di Crosis, con tutte le cabine, i trasformatori e la lampadina a cui noi dobbiamo tanto. Qui abbiamo invece, diciamo, un riassunto della Prima Guerra Mondiale, dove Udine è stata premiata con la Croce di Guerra. Quindi, insomma, tutte le scene, dagli armamenti alle trincee, alle case diroccate, purtroppo ai monumenti ai caduti. Poi ci trasferiamo dall'altra parte. Abbiamo Udine, una città di birra in mezzo a una regione di vino, quindi qua ho fatto un'antica birreria Moretti, per intenderci. Tina Modotti. Le fotografie. Le fotografie, le sue mostre. Qua che abbiamo? No, questo qui è diciamo, il nostro totem delle nostre manifestazioni dei gruppi a cui apparteniamo. Poi continuiamo con i tre artisti per eccellenza di Udine, i Basaldella. Qui non meriterebbero, ma nominiamo l'Udinese 1896, anzi la ginnastica udinese 1896. Beh, loro hanno fatto un figurone. Loro hanno fatto un figurone, va detto. Qui? E qui invece abbiamo Bruno Pizzul, diciamo per i suoi 80 anni, una piccola chicca, insomma, una dedica. Chicca, sì, una piccola dedica. Allora, Manuela, ricordiamo l'appuntamento. Allora, l'appuntamento per il Bearzi. E sabato alle 2 di pomeriggio incomincia, finisce dalle 2 alle 7, domenica dalle 10 alle 6 di mattina. E ci sarà presente anche l'associazione Abio, che si occupa dei bambini in ospedale, e con uno stand informativo, e ci teniamo che vengano ascoltati perché vogliono promuovere le loro iniziative. Senti, in quanto tempo l'hai fatta quest'opera? Allora, giuro, in 3 mesi. Insieme a qualcuno? No, qua tutto da solo, però al Bearzi un amico, il più bravo in assoluto in regione, Dario Minisini, mi presterà 2 sue opere che sono favolose, una dedicata al terremoto e una che sarà l'Angelo del Castello.